Pronti? 1, 2, 3. Si parte, la finale è partita e Tiffany F ovviamente davanti, Taiga Jet che forse un po' più lesta rispetto a Ultras Griff. Taiga sta riavvicinando Tiffany F mentre Ultras Griff è leggermente più attardato. La retta di là, la prima frazione in 15,4 per Tiffany F che ha 3 di vantaggio su Taiga Jet. Ultras Griff invece indietro di almeno, direi una quindicina di metri almeno su Taiga, con Taiga che sta accostando Tiffany F. La seconda frazione in 14,2, 29,6 di quarto iniziale. Taiga non ha speso poco per prendere contatto con Tiffany F che ha percorso in 29,4 la frazione da 200 ai 600 iniziali. Ora sono tutti e tre perfettamente in fila indiana, si è riavvicinato anche Ultras Griff e siamo al completamento dei primi 800 metri che Tiffany F chiude in 59,2, 2 volte 29,6 per Tiffany F. Taiga Jet per il momento attende qualcosa, attende che si affacci Ultras Griff. Evidentemente intanto siamo a 600 metri dalla conclusione con Tiffany sempre in vantaggio. Il primo chilometro va via in 1,14,3, sposta Ultras, lo anticipa Taiga che va all'attacco di Tiffany F. Tiffany alla corda, Taiga che attacca, Ultras proteso in terza ruota. La battaglia è durissima con Tiffany che vende cara la pelle. Taiga attacca, Ultras è lì a contatto, Taiga sopravanza, Tiffany F. Ultras per il momento non è reattivo, Taiga si profila in vantaggio, Tiffany F prova ancora a rientrare, poi Ultras Griff che cerca di riorganizzarsi. Siamo all'ingresso della retta di arrivo con Taiga Jet che ha qualcosa ancora di vantaggio su Tiffany F che prova a rientrare, poi Ultras a centropista, Taiga, Tiffany, poi Ultras che si riorganizza, Taiga, Jet e ancora una volta Gabriele Gelormini su Tiffany F e Ultras Griff 1,14,6, 29,6, 29,6, 29,3, 29,8, 1,14,6 la media. L'ha venduta cara la pelle Tiffany F, ma alla fine Taiga Jet la spunta e come nel 2016, anche se con uno svolgimento diverso, Gabriele Gelormini si aggiudica il super frustino, tra l'altro mettendo a segno 4 vittorie in serata, che è veramente tanta roba. Bello comunque questo finale. Ultras Griff che ha provato in terza di fronte, Taiga ha reagito, ha attaccato Tiffany, Ultras è rimasto un po' spiazzato sull'ulteriore cambio di ritmo della testa e alla fine chi ha reso più dura la vita a Taiga è stata Tiffany più di Ultras Griff. Una finale del Superfrustino però combattutissima, che ha visto i tre finire nel classico fazzoletto, ma davanti c'è lui, Gabriele Gelormini. Poker in serata, ma soprattutto il Superfrustino 2019.